Apriamo la pagina economica, ci ha raggiunto Marco Zecchinelle con Fapi Venezia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Allora, di ritorno dalla Cina da pochissimo e c'è il grande tema, soprattutto per quanto riguarda il nostro Veneto legato all'automotive. Abbiamo il conto delle ore di cassa integrazione chieste da tante aziende del veneziano che si occupano, no, che lavorano all'interno del comparto dell'automotive, perché attenzione, non stiamo parlando soltanto diciamo della parte meccanica, no, della componentistica, ma ad esempio parliamo anche del tessile, con gli interni, con i sedili, insomma, quindi c'è tutto un alveare di aziende che in questo momento stanno soffrendo. Allora, ci racconta un attimo, ci fa il quadro della situazione e vediamo anche di capire come possiamo uscirne, visto che il problema è legato anche un po' alla transizione e al volo che avrebbe dovuto fare l'elettrico, che non c'è stato. Assolutamente. Allora, ovviamente si tratta di un problema estremamente complesso e purtroppo, diciamo, è il perno, l'automotive è il perno della crisi del sistema economico europeo. Partiva giustamente De Roberto dalla situazione del comparto, del territorio della città metropolitana piuttosto che dell'area di Treviso, che è molto legato al comparto automotive tedesco in particolare. Quindi da noi si fa eccellenza sia nella meccanica, nella fusione dei pezzi e il motore endotermico, che nel trattamento delle plastiche e degli interni. Quindi è un settore veramente importante che cuba molti occupati e già si hanno dei segnali di cassa integrazione che purtroppo non sono molto preoccupanti dal nostro punto di vista, proprio perché c'è un problema di prospettiva e in questo senso c'è la questione relativa all'automotive cinese. In Cina è una cosa che, insomma, non occorre fare un approfondimento girando le acciaierie come ho fatto io, ma basta, insomma, recarsi, uscire dall'aeroporto. Siamo anche in grado di far vedere una fotografia, vediamo la regia se riesce a mandarla in onda, una fotografia. Dove si trova lei qui? Sì, allora le aziende in cui vado io, insomma, perché insomma, il nostro business attiene anche all'acciaio, si occupano anche della realizzazione di chassis per l'industria automobilistica piuttosto che di cilindri per i motori del metano. E quindi è un'industria che sta esplodendo in Cina, è già esplosa ormai da una decina d'anni, ma continua a crescere in modo esponenziale. Basti pensare che in Cina oramai si producono quasi 32 milioni di automobili. 32 milioni di automobili, che significa che praticamente in Cina si producono più di tutte le auto prodotte dagli altri 10 paesi produttori di automobili. Quindi se noi mettiamo Corea del Sud, Giappone, Germania, Messico, Stati Uniti, Brasile, non riusciamo a fare 30 milioni di auto come quelle che producono in Cina. Quindi questo è il livello della produzione cinese. Va detto che in Germania si producono 3 milioni e mezzo di automobili. Germania in recessione. Esatto. Germania in recessione, teniamo presente che la recessione dell'automotive in Italia parte molto prima, perché in Italia produciamo 500.000 di auto, ne producevamo 2 milioni all'inizio degli anni 90. Quindi il settore automotive italiano è già da decenni che sta smobilizzando in una pesante crisi industriale ignorata un po' da tutti, e adesso che invece la crisi industriale colpisce la Germania ce ne stiamo rendendo drammaticamente conto. È interessante quello che sta dicendo lei, no? Una crisi che parte da lontano, di cui insomma non si è fatto un po' finta di niente, ma devo dire diversi governi, quindi qui insomma da destra a sinistra non c'è stato un intervento forte per far ripartire anche un piano industriale di un certo livello. Lei, nel cuore di Confapi, quindi con le piccole e medie aziende del territorio, di che cosa c'è bisogno oggi per far ripartire il nord-est? Noi sappiamo dove si è sbagliato e abbiamo il timore che si sbagli ancora nello stesso modo. Diciamo che oggi, in un mercato che ha una competizione globale, in cui è necessario che le imprese siano veloci, che cambino rapidamente i loro piani industriali e che ci sia anche un efficace sostegno pubblico, non estemporaneo ma lungo nel tempo, possiamo guardare il passato di quello che è successo. Se noi guardiamo l'industria automobilistica italiana degli anni '80, è stata artificialmente protetta con dei dazi che servivano
ricorderai, abbiamo tutti una certa, a proteggere dalle auto giapponesi. Questi dazi hanno creato in Italia un solo player, che quindi è era il gruppo Fiat, a cui insomma è stata poi data anche l'Alfa Romeo, insomma, con le contestazioni che ci sono state poi, perché era contesa anche col gruppo Ford. Comunque si è creato un unico player italiano, oggi si chiama Stellantis e non è più italiano. Quindi diciamo, è giusta la politica dei dazi, è giusto proteggere un sistema, ma bisogna favorire la competitività, altrimenti purtroppo questa è una regola che come imprenditore conosco bene, non c'è miglior cosa per gli imprenditori che il monopolio, e la peggiore cosa per l'impresa è il monopolio. Chiedo un aiuto alla regia. Il Corriere del Veneto titola: SOS del settore meccanico, crisi peggiore del 2009, aziende ferme in attesa di Trump. Ma sarà la salvezza Trump secondo lei? In realtà purtroppo questo è un altro dato altrettanto preoccupante, perché l'Europa rispetto alla Cina ha un saldo di export negativo, nel senso che chiaramente importiamo dalla Cina ben più di quanto esportiamo, ma con gli Stati Uniti la situazione è inversa. Esatto. E se pensiamo all'automotive, il saldo è decisamente uno degli elementi che contribuiscono a far arrabbiare Trump, perché Trump in alcune dichiarazioni ha detto che gli europei sono cinesini. Per quanto riguarda l'automotive ha senz'altro ragione, perché le auto che importiamo dagli Stati Uniti sono enormemente meno rispetto a quelle che riusciamo ad esportare, insomma. E quello americano è un mercato in cui l'automotive europea ancora cresce. Noi però insomma siamo la Cenerentola, anche perché c'è una sorta di concorrenza sleale che stiamo vivendo, perché noi paghiamo l'energia tantissimo, il mercato del lavoro, abbiamo carenza di personale. Voi come Confapi state molto insistendo anche con i vostri workshop, eventi, in cui volete davvero sottolineare che questi due sono i talloni d'Achille del nostro paese. Certamente, assolutamente. Allora questo è un dato veramente, veramente drammatico per noi piccole imprese. L'impresa italiana paga l'energia elettrica 40% in più di quanto non paghi un'azienda francese, il 30% in più di quanto non paghi un'azienda tedesca, il 20% in più di quanto non paghi un imprenditore in Spagna l'energia elettrica. Quindi questo costituisce, tra l'altro, e questa è una cosa che denunciamo sostanzialmente solo noi, questo costituisce sostanzialmente una tassa occulta, perché Enel e Eni, che sono i maggiori player nel campo dell'energia elettrica, sostanzialmente marginano questi utili miliardari, che in parte io appunto ritengo pure immorali, e sostanzialmente la gran parte di questi utili torna poi allo Stato in qualità di dividendi. Quindi le imprese italiane, oltre a una pesante tassazione, hanno anche questo ulteriore tassa occulta. Però consentimi di dire una cosa, che questo si collega all'automotive. Perché per esempio in Cina ricaricare un'auto elettrica costa dagli 0,11 agli 0,08 il kilowatt, mentre in una colonnina italiana siamo tra 0,80 e 0,60, il che significa che sul mercato cinese, dove ormai l'automotive elettrico viaggia per il 50% del parco circolante, sostanzialmente fare energia elettrica costa meno che usare combustibili fossili, e questa è una leva non da poco. Certo. Invece in Europa purtroppo si è fatto l'esatto contrario. Quindi insomma è una transizione nata male, possiamo dirlo? Una transizione veramente nata malissimo. Ma e gestita peggio? Gestita peggio, gestita molto male dai governi, che adesso dopo aver posto un obiettivo cosiddetto net zero al 2035, quindi l'automotive deve avere emissioni zero nel 2035, adesso sono propensi a rivedere questa possibilità. Questo è ancora peggiore, perché prima si è spinto un sistema industriale in quella direzione, dopodiché naturalmente si dice no, abbiamo scherzato, ma un modello automobilistico impiega almeno 8 anni prima di andare su strada. Esatto. E precisazione altrettanto importante, un altro errore l'hanno fatto anche le case automobilistiche però, perché sempre tornando all'esempio cinese, un'auto elettrica costa meno di un'auto endotermica, ma questa è una realtà industriale, perché il motore elettrico giustamente è intuibile, non occorre essere ingegneri per capire insomma che ha componenti assai più semplici un motore endotermico. Invece in Europa
Le auto elettriche costano di più rispetto a quelle endotermiche perché c'è un margine di incentivi che alla fine massimizzano le case automobilistiche, non il consumatore come dovrebbe essere. La notizia che arriva da Rovigo, Zecchinelli, in qualche modo la vorrei anche riprendere con lei, nel senso che ci sono i comuni ricicloni come ci sono anche aziende, no, riciclone, perché sappiamo che la tassa sui rifiuti è un capitolo di spesa molto alto anche per chi fa impresa qui sul territorio. Questa, come abbiamo parlato di tante altre tasse che colpiscono la produzione industriale molto più che in altri paesi, creando una sorta di concorrenza sleale anche all'interno dell'Europa. Io so che lei è arrabbiato per questo, perché poi alla fine le associazioni di categoria devono fare anche questo, no? Devono far sentire la loro voce per provare a far cambiare le cose. Sì, senz'altro una delle caratteristiche delle associazioni di categoria, insomma, come gruppo di interesse omogeneo, così come corpo intermedio, come si definiscono tecnicamente, hanno proprio la vocazione della rappresentanza. Proprio perché in questo paese, diciamo, la parte produttiva di questo paese storicamente si è sempre fatta sentire poco. Questo a mio parere è legato al fatto che il peso dell'industria pubblica, anche manifatturiera, è un peso importante e quindi anche nell'ambito delle associazioni di categoria, non è il caso nostro, ma insomma di altre associazioni, insomma, il peso del pubblico è molto importante, quindi chiaramente l'industria pubblica per vocazione ha un allineamento con quello, insomma, che è la linea governativa, che senz'altro, insomma, per carità, è giusta, ma può anche sbagliare. Riguardo al tema dei rifiuti, riguardo al tema di tutte quelle che sono le tassazioni legate a questo, l'unica cosa certa, che è un ulteriore elemento di preoccupazione degli imprenditori, è che queste aumenteranno. Quindi si andrà verso un sistema in cui ci saranno delle penalità molto forti in relazione per esempio alla cosiddetta impronta carbonica, cioè all'emissione di CO2 che avranno le produzioni, e questo diventerà sempre più stringente. È per questo, insomma, che il ministro Urso recentemente si è appellato alla Commissione europea per una revisione di questo tipo di tassazione legata alle penalità. Per invertire la rotta, Presidente, servono nuove politiche di incentivi per la produzione e anche appunto per l'elettrico, per questa famosa transizione, altrimenti non si va da nessuna parte, è chiaro. Le politiche di incentivo sono essenziali. Le politiche di incentivo sono essenziali e devono avere due requisiti di base. Uno, non devono essere, come ho già detto, estemporanee, cioè devono far parte di una programmazione industriale sulla quale questi incentivi poi si vanno a legare e si saldano. E l'altro elemento è che devono raggiungere veramente lo scopo per cui sono fatti. Per cui mi richiamo al tema degli incentivi sulle auto elettriche. In realtà l'incentivo sull'auto elettrica ha costituito, tra virgolette, un extra profitto dei costruttori, e questo andava esattamente nel segno opposto, cioè l'obiettivo degli incentivi era far transitare il consumatore dall'auto endotermica all'auto elettrica, e questo non si è verificato perché l'effetto dell'incentivo è stato annacquato aumentando artificialmente il costo del veicolo. E quindi è importante anche non solo una politica decisoria intorno all'incentivo, ma anche capire se la sua finalità è effettivamente quella per cui questo incentivo è stato ideato. Presidente, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie a Marco Zecchinelli. Con noi il focus sull'automotive, che sta trascinando con sé in qualche modo anche la crisi, insomma, del settore manifatturiero di alcune aziende del territorio. I dati in questo momento sono in negativo, stanno aumentando le ore di cassa integrazione, serve una svolta decisiva. Insomma, lei è venuto qui anche per gridarlo, possiamo dirlo, a voce alta. Certo, no, senz'altro, col sorriso, ma insomma, diciamo un po' arrabbiati. Grazie a Marco Zecchinelli, Presidente Confapi Venezia.